Signore e signori, buonasera. Alpini, buonasera. Siamo qui al 16° appuntamento con Aspettando la Dunata. È stata una faticata, sono stati 8 mesi di lavoro faticosi, ma pieni di soddisfazione. Grazie a tutti gli alpini ovviamente che hanno lavorato con noi, con il COAT, per la realizzazione di questi 18 eventi che termineranno sabato 19 maggio con l'apertura delle mostre a Vittorio Veneto. Questa sera invece abbiamo la chiusura del trittico, mi piace chiamarlo così, del trittico musicale. Come sapete, in sezione noi abbiamo 3 cori sezionali, il coro Mesulano, il coro Ana e il coro Qualdilana. Si sono esibiti in febbraio il coro Mesulano, in marzo il coro Ana e questa sera sarà con noi il coro Qualdilana. Una serata particolare, ve lo dico subito questa sera, è una serata molto particolare, una serata che l'abbiamo voluta così, assieme alla maestra. Perché? Perché vogliamo contaminare la nostra musica. Vogliamo contaminare con non solamente musica che parla di guerra, che parla di orrore, che parla di queste cose, ma abbiamo voluto contaminare la musica con la musica popolare di un coro misto e la musica fatta dai ragazzini. Quindi ci sarà un excursus da 100 anni, dalle canzoni e dalla musica di 100 anni fa, che cantavano in trincea, alla musica più moderna, appunto cantata dal coro misto e cantata dal coro giovanile. Ecco, io non voglio soffermarmi oltre perché è giusto che lo spazio sia della musica e non di chi sta qui a parlare. Però prima di iniziare vorrei che non lo so come definire. No, c'ha la fascia. Abbiamo risolto perché con l'onorevole e il sindaco Angela Colmellere tempo fa ci siamo incontrati e abbiamo detto: ma come la devo chiamare? La devo chiamare sindaco, la devo chiamare onorevole? E siamo giunti a un compromesso che va molto di moda. Se ho la fascia sono sindaco, se non ho la fascia sono onorevole. Perfetto. È a casa sua, è il sindaco Angela Colmellere e viene accompagnata Angela Colmellere è la signora che arriva per prima. Francesco Introvigne è il nostro presidente, lo conoscete tutti, il presidente degli Alpini della sezione di Vittorio Veneto, cui poi seguirà appunto anche un suo saluto al pubblico. Onorevole. Buonasera a tutti, grazie a voi per questo invito e per questo evento. E per non sbagliare, io mi chiamo sempre Angela e a me piace tanto essere chiamata anche semplicemente con il nome di battesimo, perché le etichette possiamo anche lasciarle ad altro. Comunque grazie per essere qui, per tutti gli appuntamenti che state veramente facendo nel territorio, perché ogni tanto temo anche di dimenticare qualche evento, perché le settimane veramente sono cariche di appuntamenti, di serate. Questo sta comunque a testimoniare il grande lavoro, la grande forza di idee, di volontà della sezione di Vittorio Veneto, con tutto il suo consiglio e con tutti appunto gli aiutanti sia nel territorio che all'interno appunto del consiglio, perché se siamo qui e se abbiamo modo di goderci lo spettacolo è perché qualcuno ci ha pensato nell'organizzazione. E quindi un grazie speciale e un applauso magari, visto che se lo meritano. Credo che questo, per il nostro territorio e in particolare per la sezione di Vittorio Veneto, poter ospitare questo evento così importante come il raduno dei Triveneto Alpini sia veramente una soddisfazione grande. Lo è per noi amministratori e credo anche che sia ancor più per il Presidente e per tutta la sua squadra un momento fondamentale, perché facciamo un passo e segniamo il passo nella storia, e quindi credo che questa sia una soddisfazione tra le più grandi che a un sindaco ma anche un presidente possano capitare nella vita, e quindi di questo siamo molto soddisfatti. Visto che stiamo parlando di alpini, mi è doveroso anche dire un grazie sentito a tutti
tutti gli alpini della Protezione Civile che il weekend scorso si sono dedicati e hanno regalato a questo territorio, come anche ad altri, delle bellissime opere concrete che rimarranno nel territorio. Questi alpini si sono mossi in grande numero e hanno contribuito concretamente a lasciare nel territorio dove andavano delle opere vere e proprie. Noi abbiamo avuto la fortuna di vedere e di ospitare, oltre un'esercitazione appunto come prova di emergenza, anche appunto dei campi per la riqualificazione dell'Andrel, della grotta dell'Andrel. Lavori che comunque a un comune sarebbero costati molto di più rispetto a quello che invece è stato, proprio perché la manodopera l'hanno messa gratuitamente queste persone con il cappello in testa. E quindi davvero un grazie speciale, sappiate che noi vi siamo riconoscenti e ve lo saremo, perché questo è lo spirito, questi sono gli alpini e noi di queste persone andiamo fieri. In ultima battuta poi lascio, perché giustamente la musica, io sono un'appassionata poi di musica e quindi la serata deve essere dedicata tutta interamente a questo. Volevo semplicemente ricordare che sì, ho un incarico nuovo verso il quale devo ancora un po' prendere le misure, ma il mio impegno c'è e quindi in punta di piedi entrerò. Ma sono già entrata con dei contatti perché sapevo che la Regione Veneto aveva già presentato un disegno di legge per reinserire la leva obbligatoria per una fascia d'età che andava dai 18 ai 28 anni. Io mi sono già presa questo progetto di legge, l'ho già presentato alla Camera la scorsa settimana, ho l'appuntamento con i capigruppo per discuterlo e anche appunto per condividerlo con il Presidente Favero. Quindi veramente noi stiamo facendo quello che possiamo, speriamo di andare al governo e speriamo di portare a casa questa bella cosa. Buona serata a tutti e grazie davvero di cuore per tutto quello che fate. Grazie Angela, perché sennò poi mi becca ancora. Passiamo la parola ora al presidente della sezione alpini di Vittorio Veneto, Francesco Introvigna. Grazie, buonasera. Anzitutto mi scuso, non ho la giacca di rito, ma ho la felpa come vicepresidente Maurizio Casetta, perché dobbiamo, come dire, pubblicizzare quello che è il prodotto del Triveneto con il logo e del Triveneto e anche appunto quello che proporremo a tutti quanti vorranno e come noi vestire. Dopo il buonasera di rito che ho d'obbligo alle autorità, onorevole signor Sindaco Angela Colmellere, ma al gentile pubblico, ai cittadini, ai past president, agli alpini tutti, un cordiale buonasera, poi lo dirò anche a chi sta dietro le quinte. Benvenuti a questo che, come è stato detto, è un incontro, siamo verso la fine di un lungo percorso denominato aspettando il raduno del Triveneto, il raduno del centenario, ed è un piacere essere qui, ospiti in questo teatro, per proporvi una serata, ecco, che è a tema appunto. Noi siamo in trepida attesa, stiamo vivendo in trepida attesa il grande evento che è appunto il raduno del centenario, più grande manifestazione che credo il nostro territorio abbia mai ospitato, e questo appunto è il contenuto del mio saluto sulla guida che uscirà con l'Alpino di Maggio in 170.000 copie, perché tanti sono i destinatari, gli alpini del Triveneto, che rappresentano il 44% della forza degli iscritti di 355.000 associati della nostra appunto benemerita associazione ANA nazionale. Che dire, sono un po' emozionato, sono comunque fiero di rappresentare un gruppo di lavoro che da 1 anno e mezzo si dà da fare per organizzare questa manifestazione. Siamo passati attraverso quello che è stato, come dire, un preludio al grande evento di giugno, l'esercitazione di protezione civile del terzo raggruppamento, che ha toccato, come tutti ben sapranno già, 24 cantieri di lavoro su 10 comuni del nostro territorio, e stiamo appunto proseguendo andando in questa direzione. È un impegno improbo, tra l'altro anche oggigiorno sono diventate impegnative oltremodo e
onerose anche le misure di sicurezza, il piano sanitario, il piano commerciale, tutto ciò che segue, perché purtroppo ciò che sta succedendo nel nostro mondo civile e a volte incivile, ecco, ci impone o impone alle organizzazioni e alle strutture dello Stato, ecco, di creare misure di sicurezza che erano impensabili fino a poco tempo fa. Ma detto questo, che non fa parte della serata, appunto io torno a dire che quello che vogliamo proporre è soprattutto nel ricordo della storia, della memoria di quello che è il nostro passato. Dobbiamo non celebrare, come ho già detto, ancora la guerra, ma ricordare quanti hanno donato la loro vita, quindi il bene più prezioso che abbiamo noi su questa terra, per la pace, per la dignità di Stato, di popolo, di nazione. Questa sera abbiamo appunto ospite il coro Col di Lana, ma non solo, vado leggendo, abbiamo anche l'Officina Vocale 2.0, il DAC, gruppo vocale d'altro canto, che per quanto mi sa e per quanto ho letto sono tutte creature della maestra Sabrina, che è l'unica direttrice, e quindi sappiamo già a priori che la qualità è assicurata. Quindi io nel porgere il saluto ringrazio voi tutti e vi auguro, ecco, buona continuazione. Grazie. Si esibiranno per noi, come diceva appunto il Presidente, il Coro Alpino Col di Lana, l'Officina Vocali 2.0 e il gruppo vocale d'altro canto. Adesso chiudiamo gli occhi, ci lasciamo trasportare a 100 anni fa. Facciamo finta di essere dei soldati italiani, austriaci, non importa assolutamente. Stiamo in trincea e stiamo aspettando. E anche la popolazione civile, sia a destra e sia a sinistra del Piave, sta aspettando. La battaglia è ferma, nessuno spara un colpo. I colpi verranno sparati poi il 15 giugno, quando inizierà la battaglia del solstizio. In questo mese facciamo finta di ascoltare da una parte e dall'altra le canzoni che rallegravano i nostri soldati in quel tempo. E quindi lasciamoci trasportare con queste note. Cominciamo con il coro alpino Col di Lana. In mezzo ai coristi si è intrufolato anche un sassofonista che poi lo sentiremo e si chiama William De Marco. Vedete che c'è anche un piano elettrico. A suonarlo questo strumento sarà Giovanni Tonon. Dirige il coro Col di Lana, ma poi eccola qua. Dirigerà anche le Officine Vocali 2.0 e ovviamente il DAC, gruppo vocale d'altro canto. Sabrina Carraro. Luigi Candoni, drammaturgo friulano, riferendosi in particolare alla tragedia del Vajont, ma possiamo trasferirlo a tutte le guerre, scrisse: se una grande sciagura che si abbatte sull'umanità non ci insegna qualcosa, allora non ci resta che benedire la sventura e maledire l'uomo. Lavoriamo insieme per il futuro del mondo, sapendo che la guerra è una grande stoltezza. Il dialogo è la medicina dei conflitti, cura le ferite, rende possibile il futuro. La guerra si vince solo con la pace. Occorre avere l'audacia di pensare la pace, perché o il futuro è la pace, oppure non c'è più futuro. Questa sera
vi accompagneremo lungo un percorso che parte dalla guerra per arrivare alla pace, dalla morte per arrivare alla vita. La forza fertile che accompagnerà questo viaggio è la speranza, che ha il volto dei Boce e la memoria dei Veci. Faremo un percorso che troppi hanno fatto, tutti coloro che hanno vissuto l'orrenda sciagura di un conflitto. Morte, rinascita, vita, quotidianità, oblio. Ecco, noi ci dimenticheremo dell'oblio, perché vogliamo ricordare ciò che è stato 100 anni fa nella perfetta convinzione che debba essere mai più la guerra.
ricordi quel mese d'aprile, quel lungo treno che andava al confine, che trasportava migliaia di alpini. Su, correte, è l'ora di partire. I cadaveri giacevano uno addosso all'altro, vicino alla porta e alle colonne. Sotto, lattanti, bimbi malati, sopra le donne, sopra ancora gli uomini più forti. La cosa si spiegava col fatto che si calpestavano e montavano gli uni sugli altri, perché il gas, da principio, si sviluppava con maggiore forza a fior di terra. Avevano le unghie confitte reciprocamente nei corpi, la pelle era dilaniata. Molti sanguinavano dal naso e dalla bocca. I visi erano gonfi e maculati
Le cataste di corpi erano lordate da feci, orina, sangue mestruale. Il comando sgombero arrivava con idranti e investiva i cadaveri con getti d'acqua. Poi li trascinava sul montacarichi e li spediva di sopra, in cremazione.
Per la morte non c'è spazio, ma le vite volano e si aggiungono alle stelle nell'alto cielo. Ci vuole coraggio per andare avanti, ci vuole coraggio per fermarsi e mandare gli altri avanti, incitarli a continuare a vivere. Ci vuole coraggio e speranza, speranza negli uomini, nell'animo umano. Dopo una bruttura simile, come i campi di concentramento, troviamo un uomo di speranza, un alpino che trova il coraggio di morire, mandando avanti i suoi amici, perché la squadra è importante. E allora lui capisce che la sua forza di fermarsi sarà la forza per gli altri di proseguire. Fin dai tempi dei Romani, i soldati hanno sempre cantato, soprattutto durante le marce,
Ne abbiamo testimonianza perfino dallo storico Svetonio, che riporta il frammento di un canto dei legionari di Cesare. Con la tragedia della Grande Guerra si assiste ad una proliferazione di canti, soprattutto corali. Canti intonati quasi sempre a una sola voce, che non erano solo memoria degli eventi bellici, ma anche diario della vita al fronte dei soldati che combattevano, sperando nel ritorno a casa e credendo nella pace. Tra tutti i corpi militari, quello che ha sempre cantato di più e che canta tuttora è certamente quello degli alpini, e così anche oggi. Condividere cantando è un'espressione vitale e come tale deve essere tramandata dai veci ai boce.
Cantare insieme esige attenzione all'altro, attenzione al compositore, al maestro, a questa totalità che chiamiamo musica e cultura. Cantare in coro è quindi un'educazione alla vita, alla pace, è camminare insieme. Quando la notte è nuvolosa, c'è comunque una luce che brilla. Non ci sarà più dolore, ci sarà una risposta. Lascia che sia, lascia che accada.
La pace è qualcosa di più dell'assenza di conflitti armati. Se non c'è pace dentro di noi, non vi può essere pace nemmeno intorno a noi. La pace deve essere continuamente nutrita e persino creata. Non esiste una ricetta per la pace, né alcun programma precostituito per conquistarla. La pace la si ricrea ogni volta. Essa è dono e donazione. Una mattina, siccome uno di noi era senza nero, si servì di blu. Era nato l'impressionismo. Non c'è blu senza giallo e senza l'arancione. Quando non ho più blu, metto il rosso. Quanto più il blu è profondo, tanto più fortemente richiama l'uomo verso l'infinito, suscita in lui la nostalgia della purezza e infine del sovrasensibile. A volte dimentichiamo che la comunicazione non avviene solo con le parole, ma anche attraverso i segni, che sanno renderla più efficace, coinvolgente, empatica. Blu è il cielo quando fai capire
solo per dirvi che avete visto 3 modi di comunicare: verbale, il testo, musicale e la lingua dei segni. Gli ultimi 2 brani sono stati segnati dai ragazzi nella lingua dei segni italiana. Quando un popolo canta, c'è da sperare ancora. Il bisogno di cantare nasce nella ricchezza dell'animo umano, quasi fosse un'esplosione che dall'intimo viene alla luce, manifestazione viva di entusiasmo interiore che accende il cuore.
Costruire la pace è un lavoro artigianale che richiede passione, pazienza, esperienza e tenacia. Fare la pace è un lavoro da portare avanti tutti i giorni, passo dopo passo, gesto dopo gesto, senza stancarsi mai. Tutto il cielo è popolato di stelle, punti d'un ricamo luminoso che impallidiscono su una seta cilestrina, lucciole erranti con un palpito continuo, mai stanco.
L'amore è davvero una forza e un'energia che riesce a dare un senso profondo alla nostra vita. Sull'amore sono stati scritti tanti libri, trattati, enciclopedie, ma a volte i pensieri si possono esprimere in una parola, in un gesto, in un canto. A proposito, in sanscrito, amore, ciò che non muore. Sei,
ore correvo lì, mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercarmi, io sono qui. Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. Che disperazione, che delusione, dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, che disperazione, ma se un posticino domani cara io troverò, sì io troverò, di gemme d'oro, e coprirò, d'or ti coprirò, Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, certo di trovare la felicità, un modesto impiego, io non ho pretese, certo no, voglio lavorare per poter fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina
esagerare, sarai certa di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina, dove di periferia, una mogliettina, semplice, carina, tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, fare tante spese, comprerei da tante cose, tutte quelle che vuoi tu, fare tante spese, comprerei da tante cose, tutte quelle che vuoi tu, se. Quindi abbiamo cantato la guerra, abbiamo cantato la rinascita e la speranza e abbiamo cantato la quotidianità. Non vogliamo dimenticare nulla, né i morti né i vivi, né le voci né i silenzi. Non vogliamo dimenticare i momenti di pienezza né le ore di miseria. Vogliamo invece, per questa volta, stare un passo indietro e ascoltare. Noi non scriviamo la storia degli altri, la ascoltiamo. Proviamo a staccarci dai conflitti e andando oltre le sofferenze, vedere con chiarezza i vividi colori di quella speranza che nutrirà il sogno di tutti gli uomini.
Li lasciamo andare via così? No? Non hanno mica fatto tempo ancora, C'è ancora tempo per qualche canzone. Ascolterei volentieri Let It Be. Molto volentieri. Bene, vi hanno contaminato abbastanza? Ancora?
Si può ancora qualcosa? Basta. Seconda puntata, basta. Sapete, gli artisti bisogna tenerli sempre. Il 16 giugno, poi parleremo un attimo del 16 giugno, sì. Bene, allora spero che questo concerto un po' sui generis vi sia piaciuto. Intanto, io farei... Mancavano i Genesis. Sui Genesis. Allora, io farei un altro grosso applauso sia per il coro alpino Col di Lana, sia per le officine vocali 2.0 e per il gruppo vocale D'altro Canto. Bene, adesso abbiamo proprio finito il trittico dei concerti. Vi ricordate, prima parlavamo del coro mesulano a febbraio, del coro Ana a marzo e del coro Col di Lana ad aprile. Adesso concerti non ce ne sono più, la nostra strada continua nell'avvicinamento al Triveneto del Centenario, quindi il 15, 16 e 17 giugno, non ci stancheremo mai di dirlo, fino al 18 e poi basta. E solo per dirvi, perché mi ha ricordato il vicepresidente del COAT, che sì, per i cori ora basta, ma non proprio basta, perché il 16 nell'ambito dei festeggiamenti proprio per il centenario, i 3 cori saranno protagonisti assieme all'Accademia Teatrale da Ponte di un musical scritto da Manuela Tessari. Quindi vi aspettiamo tutti in piazza Minucci, sperando ci sia bel tempo, altrimenti all'interno del Teatro da Ponte per questa altra grossa manifestazione. Dopodiché non è ancora finita, perché i nostri 3 cori assieme ad altri 13 cori il sabato sera, questo era il venerdì 15, non sabato 16. Venerdì 15 c'è il musical, il sabato sera invece i nostri 3 cori assieme ad altri 13 cori si esibiranno nelle varie chiese del Vittoriese. Visto che ci sono, prima di concludere, vi ricordo ancora gli ultimi 2 appuntamenti per Aspettando la Dunata, che sono sabato prossimo per la visita dei siti del Vittoriese. Partiremo da Santa Giustina e arriveremo fino alla Consolata, per chi conosce un po' Vittorio. Percorreremo tutto l'asse nord-sud della città, fermandoci su siti storici, monumenti storici, abitazioni storiche che nell'anno di invasione 17-18 hanno dato ospitalità all'esercito invasore, chiamiamolo così, tra virgolette. Bene. A questo punto poi c'è l'ultimo appuntamento di Aspettando la Donata, che è l'inaugurazione delle 3 mostre che faremo a Palazzo Todesco, sempre a Vittorio Veneto. Le 3 mostre sono Tandura, un eroe vittoriese ovviamente, nostro concittadino, non possiamo assolutamente fare a meno di non dedicare una mostra a lui. Un'altra mostra la faremo con le antiche mappe goliardiche dell'inizio del Novecento fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, una cosa molto molto interessante. E poi la terza mostra sarà di un signore che si chiama Sergio Pacori, che con reperti bellici ha fatto delle statue molto interessanti, molto belle da vedere. Quindi questa qua sarà la mostra, sarà inaugurata appunto il 19 di maggio, terminerà il 1 di luglio, quindi oltre i festeggiamenti del Triveneto. Basta. La mia parte commerciale l'ho fatta, ritorniamo a casa, ritorniamo qui con Francesco Introvigne, perché a questo punto dobbiamo con Francesco Introvigne e il sindaco Angela Colmellere.
perché dovremo dare un riconoscimento intanto al posto che ci ospita questa bomboniera, l'abbiamo definita tutti quanti bomboniera. Quindi un riconoscimento per il sindaco, quindi al sindaco consegniamo una targa che starà bene nel suo ufficio, credo di prego, venite verso il centro, starà bene nel suo ufficio di sindaco o quello di onorevole, non so, decida lei. La consegna ovviamente Francesco Introvigne. Lo avete scelto voi, È che non lo consumiate prima del 17 giugno. Se va avanti così, rinnovo un saluto, un ringraziamento a tutte le componenti, all'ospitalità, Chiarangela, sindaco onorevole nostro, e mi è piaciuto molto il tuo intervento relativo al progetto di legge per ridare ai nostri giovani un senso alla loro vita dai 18 ai 28 anni e soprattutto per dare anche a noi la possibilità di trasmettere loro i valori su cui viviamo e poggiamo la nostra alpinità. Grazie per ciò che riuscirete a fare. Grazie. Grazie Presidente, il senso di responsabilità è il principio che ci ispira, che ci guida e che segnerà ogni nostro passo. Veramente grazie di cuore a tutti a queste belle anime, mi viene da dire, perché chi canta è una bella anima, secondo me, e quindi veramente complimenti dai piccoli ai grandi, alle signore, alle ragazze, a tutti. Veramente ci avete regalato uno spettacolo bellissimo, emozionante, perché la musica questo deve fare, deve emozionarci, deve arrivare al cuore. E questa sera è arrivata e quindi il mio grazie è con il cuore. Grazie. Possiamo stare qua tutti quanti perché Francesco, dobbiamo ringraziare e dobbiamo premiare, dobbiamo dare un riconoscimento anche al capogruppo e al gruppo degli alpini che questa sera ci ha aiutato per organizzare questo evento. Quindi Roberto De Biasi, capogruppo di Miane, riceve la nostra targa di riconoscimento. Ecco, con Roberto vorrei anche ringraziare tutti gli altri capigruppo che sono in sala, non sono tutti, ma se non sono qua penso siano a lavorare comunque per gli alpini in questo periodo. Se non fosse per loro e per i gruppi che hanno l'onore e l'onere di coordinare, non riusciremo ad andare lontani come sezione, perché la vita alpina si consuma proprio in periferia, casa per casa, presso i gruppi. Questa è la realtà. Quindi grazie Roberto e con te grazie a tutti i capigruppo, i 19 gruppi della nostra sezione. Ultimi, ma non per ultimi, vorrei chiamare quindi qua adesso i presidenti dei 3 cori, quindi Guido D'Re per il coro alpino Col di Lana, Cristian per d'altro canto e Novak per officine vocali 2.0. È qui? Daniele Novak. Daniele Novak è un po' il tuttofare, difatti era con il tablet in giro che stava manovrando a distanza tutti quegli aggeggini lì che vanno su e giù. Va bene. Anche a loro ovviamente il nostro riconoscimento e la nostra targa. Là il fotografo.
E ora ultima, ma non ultima, la direttrice di questi cori, che non mi ricordo come si chiama, scusi. Sabrina Carraro. A lei diamo una targa? Non diamo una targa a lei. Non diamo una targa a lei. Non diamo una targa, ma diamo il nostro classico segno da Alpini, gentiluomini. Un bel mazzo di fiori. Ve l'avevo detto prima, non avevo dubbi. Con Sabrina Carraro sapevamo di vivere una grande serata. L'abbiamo vissuta, gli applausi sono stati il segno proprio della nostra partecipazione. Siamo riusciti anche a battere le mani qualche volta, quasi a tempo anch'io. Ma direi che tutto questo l'abbiamo vissuto, direi meglio anche se ci è consentito celebrato questa sera, nel percorso che già vi abbiamo descritto e soprattutto davanti al nostro tricolore e al nostro vessillo sezionale su cui appunto ci sono le 3 nostre medaglie d'oro al valor militare ed è il motivo, il filo conduttore di tutto questo nostro percorso. Sabrina, di nuovo grazie a te e a tutti i cori. Grazie. Bene, a questo punto, con questo bel parterre, il nostro Roldano sta facendo il suo dovere di bene, quindi li ha immortalati tutti qua, li ha immortalati, faccio brutta figura davanti a te. Allora, niente, noi non ci resta altro che salutarvi tutti quanti, augurarvi la buonanotte, vi aspettiamo ai prossimi eventi di Aspettando il Triveneto, ma ovviamente vi aspettiamo numerosissimi, le 3 giornate clou dell'evento che saranno venerdì 15, sabato 16 e domenica con la grande sfilata 17 giugno. Signore e signori, da parte mia, da parte di tutti questi signori, compreso i cori, quindi di nuovo un applauso al coro Col di Lana, all'Officina Vocale 2.0 e al DAC. Perché non facciamo se lo fa? C'è una sorpresa finale e credo che debba essere vissuta fino in fondo. Prima che inizi io vorrei ringraziare non solo Roldano, che è il vicepresidente del comitato organizzatore che fa anche il fotografo, ma Maurizio Casetta, vicepresidente della sezione, che ha coordinato questo lungo percorso della parte artistica e celebrativa. Larry invece è a casa che sta assolvendo i compiti per logistici, ecco, bene. E il segretario vicepresidente forse è arrivato, ecco, era in fondo, perché doveva spedire documenti importanti questa sera. Grazie, allora concludiamo questa serata con gli onori al nostro inno al canto degli italiani. Grazie. Sì.
Signore e signori, buonanotte. Thank you.